La piscina forse è l'obiettivo che mancava a questa amministrazione. Oggi intravedo una possibilità concreta, come ho detto, perché avremo la possibilità di creare un mutuo, di fare un mutuo alla fine del prossimo anno, e con la concorrenza di fondi anche di terzi o contributo GSE noi saremo in grado di realizzare finalmente la nuova vasca, il nuovo piano vasca della piscina. L'opera più importante, quella che potrà essere realizzata a partire dal 2026 grazie alla possibilità del Comune di richiedere un mutuo. È infatti con lo scadere di uno già pendente che Castelfranco potrà avere un nuovo natatoio. Un'opportunità, secondo il primo cittadino. Circa 4 milioni di euro il costo complessivo dell'opera. Bilancio di fine anno positivo per Castelfranco, tante le opere pubbliche realizzate nel 2024 riguardanti soprattutto la mobilità. La nuova rotatoria da Barbesin che completa un programma decennale che ha visto risolvere con questa tutti e tre gli incroci semaforici che c'erano. Per Castelfranco era un tappo per la viabilità. Oggi essere riusciti a realizzare queste 3 rotonde fatte anche di qualità, fatte con i sottopassi ciclopedonali, quindi con rispetto alla mobilità dolce, avere un anno di più a disposizione, perché in effetti sono pochi mesi, ma entrare nel 2026 vuol dire avere una progettualità per un anno in più, e quindi è una cosa davvero molto positiva e molto importante per la nostra città. 6 mesi in più di amministrazione dovuti allo slittamento delle elezioni a causa del Covid permetteranno dunque all'amministrazione di portare a termine alcuni progetti, tra cui la nuova sede del Conservatorio con la realizzazione di un auditorium che si affiancherà al teatro accademico nell'ospitare eventi e rassegne, e uno studentato da una trentina di posti letto, facendo diventare così Castelfranco un polo musicale e culturale. Nel 2024, insomma, anche come parlamentari del territorio, io e il collega Coin abbiamo appunto fatto approvare un emendamento ad una proposta di legge alla Camera dei Deputati sul teatro accademico come monumento nazionale, quindi è stato veramente una bella pagina per il nostro territorio.